Ma che tagliava stanno Fabio? Una bella bottiglia di Chianti del 72, che è una cosa che terrò con gelosia e che custodirò insieme a bottiglie che mia madre mi ha messo da parte. Che bello! Auguri! Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ciao Giuseppe, sono la tua mamma. Oggi festeggi 40 anni. Mi ricordo quando sei nato. È stato il giorno più bello della mia vita. Desideravo tanto diventare mamma. Volevo un figlio maschio. E sei nato tu. Sei stato un bambino speciale. E per me lo sei ancora oggi. Ti faccio tantissimi auguri. Un bacio dalla tua mamma. Ti amo tantissimo. Beh, io in questa circostanza, devo essere sincero, mi sento un po' così in colpa. Sei in pirla. Perché mi sento un po' pirla. Io sono il primo figlio e quindi lei diventò mamma con me 40 anni fa. Esatto. Insomma, peraltro ancora mia madre è anche abbastanza giovane. Quindi, Caspita. Va bene, grazie mamma, grazie Fabio, grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa bella cosa che mi ha commosso. Quindi sono per contento. Chi non lo sapesse, sto piangendo. Vabbè, tanto c'è Tonietta, la casa in fica, con la telecamera. È normale. Giuseppe, sono papà. In occasione del tuo 40° compleanno mi associo alla mamma per dirti quanto ti vogliamo bene, tutti quanti. Ti auguro ogni bene e che i tuoi sogni possano diventare realtà al più presto. Ti voglio bene. Oh yes, I'm the great pretender. Io sì, pensa, infatti, mi chiudevo sicuramente. in quel famoso salotto dove sono nato, perché io sono nato in casa, nonostante abitassi in via Sebastiano Catania 154, proprio dove c'è il passaggio a livello, e nonostante lì stessero costruendo la famosa clinica Argento che tutti conoscono, basta passare alla circonvallazione, però quell'anno la stavano finendo di costruire, quindi io nacqui proprio in casa per mano sempre del dottor Argento, in quella stanza in cui poi venne il salotto, diciamo, e dove c'era uno stereo 8 e dove io ascoltavo tutte queste canzoni. Hai E capito. di solito partivo sempre proprio con questa canzone, con visto? i Platters. Che a volte ridiamo tutti e due senza che diciamo una cosa, perché lui capisce quello che sto pensando io e io capisco che lui ha capito che io sto pensando una cosa che la gente non ha sentito, capito? perché non abbiamo mai idea. E chi lo sa spara che stai pensando una cosa. Ma perché non ti fai regalare la Corolla di Fabio? Un saluto da Ciccia, la posso mettere un do salotto? Oggi perché no? la volevo scambiare per una Lo faccio davano coi sedili, che dici? Bella idea. Un Volevo salotto. scambiarla oggi con una bottiglia di vino, però Niente. il titolare dell'Enoteca non le ha voluto. Quando è andato a comprarmi la bottiglia di vino che mi ha regalato, ne ha vista un'altra che ovviamente era sicuramente molto più costosa. Ho detto, guardi, posso Ho dare- detto, scusi, ma quel Bordeaux del 72, un Bordeaux del 72, che lo tagliava la macchina e ci disse: guarda, non me la stassi perché non ci vale. Non ci vale. Ecco. Che è tutto dire. Ma se ne è parlato di Porsche oggi che fa 40 anni? Mi pare di no. No, ma quello della Porsche ero io. Un amico mio, quando io ho compiuto 40 anni, invece di dirmi auguri, mi ha telefonato al mattino e mi ha detto: Mare, facisti 40 anni e non c'hai manca Porsche, chi spacchi così, auguri. E mi chiudo il telefono. Ti rendi conto? Bruttissimo. La Porsche. Mica 40 anni non c'ho manco la Porsche. Lavoro tutto il giorno, non guadagno manco 1 milione di euro all'anno, ma per favore. I miei amici chi sono? Fabio Formoso, Tonietta. Vai. Ciao Peppe, sono io. Sembra ieri quando eravamo ancora tutti a casa di mamma e invece oggi siamo qua a celebrare i tuoi 40 anni. Un traguardo importantissimo, anche se questo significa che io ovviamente ne ho 35, mannaggia. Il tempo passa. Volevo dirti solamente che sono orgoglioso di avere un fratello come te e tu questo lo sai. Ti faccio solamente tantissimi auguri, ti voglio bene. Ciao Peppe, sono Alessandro. Niente, ti volevo dire che oggi fai 40 anni e io ancora mi ricordo quando vivevi con noi, che eri minorenne, ancora all'epoca, forse appena maggiorenne, non mi ricordo bene, però, e venivi a casa, mi chiamavi, mi vedevi nel letto sveglio e giocavi con me. A Lobo e Giovanni, che tu ti dovresti ricordare bene. Perché per me sei sempre stato il fratello maggiore, quello più importante, quello che in un certo senso mi guida anche mi ha guidato anche nella vita. Io sono Diego. Ti voglio bene. Sono auguri. Non un bacio.
Oh, mio cugino Peppe, come siamo combinati? Allora, oggi hai fatto 40 anni? Complimenti, veramente, tanti auguri di vero cuore. Tanti auguri. Sono Giuseppe, il biondo. Giuseppe, ti vogliamo bene, auguri! Tu sei pazzo, non sei normale, tu oggi mi vuoi fare piangere tutto il giorno. Io sono uno che si commuove facilmente. Buongiorno. Scatole, Buongiorno. Madonna mia. Questa è per lei. Grazie. Da chi? Non lo sappiamo da chi. Non lo sappiamo, dovremmo saperla questa. Aprire prima di scattare il regalo. E suona boom. Cosa farlo? Bravo, e suona boom. Con la mia. Sicuramente sarà all'antrace, tocca tu. Non hai idea di che cosa è arrivato. Che cos'è? Nel pacco c'è tutto il contenuto per una festa, hai capito? Bello, che ci sono i bello. piattini particolari, ci sono i bicchieri a calice, c'è uno champagne dentro, c'è una Fantastico. torta di C&G e anche un Fantastico. regalo da Papini. Che Quindi, bello, grazie che bello. a Marzia che Che bello, che è bello, che eccezionale. bello, Vabbè. che bello. È la mia cintura preferita. Oh, la mia cintura preferita, proprio identica alla mia cintura, identica. Romana Sapienza con Takata, e purtroppo è arrivata una notizia, devo dire qualche minuto fa, mi ha comunicato qualche amica su Facebook, purtroppo non è più con noi Lucio Dalla, e quindi è una notizia che giunge veramente improvvisa. Vogliamo ricordarlo con una delle canzoni che ci porteremo dietro per tutta la vita, lo facciamo già da quando l'ha incisa per la prima volta, una delle più belle canzoni del mondo, si chiama Caruso. Ciao, sono Salvo di Catania e faccio il Corriere SDA. Ti faccio tanti auguri, è una grande persona e mi dispiace che com'è? Ah, quella stronza della mia ex ti ha rovinato questo grande giorno, perché li fa anche lei. Hai capito? Bellissimo. Messaggio del giorno, complimenti. Papi, via. No? Pa. Mi via. Papi. Ciao papi. Intanto Sofia voleva dirti che ti vuole bene. Noi lo sappiamo che non ti piacciono le smancerie, ma ci tenevamo a farti questa sorpresa. Comunque volevamo dirti che ti volevamo tanto bene. Le tue Ignazie. Auguri papi! Chi è? Ciao Consulario, sono Daniele Sgroi. Ho saputo che mi annoveri tra i tuoi migliori amici. Sono veramente fiero di essere, insomma, vostro amico, perché Sì, è stata una bella cosa quest'oggi, sicuramente il compleanno che ricorderò. Auguri Con Alla Catalla, ciao Bafio, A grazie. domani. Auguri.